No está hoy que hanno usato su strangio l'ombre sposa caccigai con prepotenza e abuso, volendo il muro e dopo uno dades estimados, se aos abimos, non permittaos che con questo modevai abricosos, marcusos e lacaios si sono la nostra unica bisogno. Arrependeu-se a furisteres seneguri. No con armas, no. Barra e cannones de cosa nostra. Ci sono spiriti spapadores stratallause e aici a suo congiunto vodi locali. Sardoso, con burappari non chiuso. Tutto sono riga, in su pensai e in su vai. Erido sosiaus. O vince si stanno male su e hai bisogno di errori si e che in suo benedetto per il nostro pregiato e sicuro si possono fare grazie a tornare non so belle eredità di questo passaggio questo è
tempo si è discusso se la terra del 49 dovesse essere posta nella fronte o sul muro. Lo stato attuale mi sembra che la seconda ipotesi sia quella di Piero. Una bella su non di 4 re, ma di 4 schiavi, perché così ci facciamo trattare, così ci trattano. Iniziare dalle più note associazioni ambientaliste che hanno appoggiato senza nessuna remora questa vergogna che ci ha regalato Draghi. Quindi io con un altro gruppo di poeti abbiamo deciso di unirci a questa lotta, innanzitutto firmando, come ha fatto Ottavio, la proposta di legge Portobello 24, e poi ci stiamo adoperando per diffondere per quello che può la poesia, per quello che può la cultura. Abbiamo fatto dei video che stanno girando un po'. Vorrei leggervi 2 poesie che abbiamo scritto noi di questo gruppo, una è mia e una è di Franca Totte. La mia poesia, diciamo che nasce da una poesia che avevo già scritto, ma che ho aggiungendo 2 strofe. Si intitola Sono nato in Sardegna. Ve la leggo nella versione italiana perché la versione sarda comprende la parte che non ha preso in considerazione questo fatto. Sono nato in Sardegna, sono nato di brezza e di spuma, sono nato di sale, quel punto indeciso che sposa la terra e il mare. Lì è la mia casa fatta di granito e di mento, e legata dal tempo. Sono nato di fronde e d'uccelli, sono nato di ave, nel passo innevato del mondo. Sono nato di canto, sono nato di capo, un imperfetto che profuma di cisto, che profuma di miele. Scintilla di Dio, impastato dall'odore d'amore. Sono nato in Sardegna, l'isola sacrificata, continuamente sfruttata, chiudendo sabaude indegne, chimica e industria ora canti, compare e pannelli. Voglio vivere in Sardegna, dove la dea della terra, sovrana e indipendente, vincerà questa guerra, la valorosa combattente. Conosco il mio territorio, la mia gente, il mio desiderio, il mio spirito. La grande madre ci ha insegnato la forza del vento e del sole, a non temere il cielo e la terra. Ora, dacci la forza di combattere uniti la nuova invasione tecnologica, urlando Forza Varis! Con la poesia di Franca Totte, che in cantidanese chiedo bene con più facilità di leggere il logudorese. Questo però non ci sarà bisogno di traduzione. 3 soldi. Incruci di Olimpi, Sardegna mia, tanti vosti in costa de cimento, cavata da fondo, goru, scordongiata. Un frare soffolla, mi nasce in tigruso, scorgiata che angiò in cortigliau, in mari e geli, su sangue, tanti siccati. Regolso alieno, aria in diesti sul gelo.
de surcus de bravura e mengina. A razze corona tolintivoni, palasa, chi surli si dogna suliru de vento, a siccai sa terra, la perdiai sul bosco. Talastima, Sardegna mia, Carlillus plus non tenis affrancaus, ladronis all'urpius, ben diudanti, o tre soldi de braccia, corrosi. Allora abbiamo Ciccio Sardo, Ciccio. Ciccio Sardo viene da Slovenia. Una parola. Se non piove resto qua, Bravo. così magari non tanta voce questi giorni che ho fatto. Non ti preoccupare, non andate, diciamo tanti sono scusate, ora è l'umiltà, perché ormai scusate se qualcosa non è A me mi lascia Samura non sai che sa Samura da a Rusciadura, quindi io mi muovo e così la voce. Dunque, riprendendo un po' queste poesie, io continuo a dire che veramente è giunto il momento di dire basta, ci vuole cominciare. Dai tempi che furono, la nostra terra è stata una terra di conquista, in tutti i sensi, dalle foreste, miniere, petrolchimici, aree interdette perché zone militari, zone interdette alla gente, le persone, non solo perché da decenni sono in mano alle servitù militari. E quindi dobbiamo riappropriarci della nostra terra e questo che sta per accadere ci porterebbe via non solo la terra, ma tutto ciò che i nostri avi, i millenni di storia ci hanno lasciato e che la Sardegna ha un primato enorme. Abbiamo la più alta concentrazione al mondo di beni archeologici, la più alta al mondo. È considerata la nostra terra, mi viene il freddo, lo dico queste parole, scusate, ma questa terra che è stata definita un microcontinente. Cosa vuol dire? Che abbiamo tutto ciò che può avere un continente, come l'Australia, come la Cina, insomma, noi abbiamo tutto. E questo tutto lo dobbiamo conservare. Ma noi, giovani qui non ce ne sono, e avrei voluto. Ma quello che noi stiamo cercando di combattere resterà loro. Io ho 4 figli, quindi qualcosina, io tutti i giorni li martello, questi ragazzi, ma non ho nessuna risposta, sono addormentati, assopiti, e non so cosa. La tecnologia chiaramente sta facendo il suo bel lavoro nel dischiudere il loro cervello e non destinarlo a cose importanti che riguardano un po' il loro tempo. Io faccio parte di diversi comitati e stiamo lottando in tutte le strade, stiamo cercando ieri era un consiglio comunale di Sardo e sentire un sindaco che non se l'altro avrà una devastazione europea Berna deve espropriare 17 ettari in parte da Giappone tagliando olivi, ginetti, una devastazione pazzesca, incredibile. E da lì, perché quello sarà il polmone di tutto quello che vorrebbero creare. Quindi tutti si rifaranno a Berna, che Berna ha dato in mano tutto quanto al terreno lì, che è un altro ente, e gestirà tutta questa manovra. E noi
a Seragius abbiamo creato un presidio, forse uno degli ultimi terreni che stavano scoppiati. Aveva ancora qualche ulivo. L'ulivo è una pianta tutelata, quindi deve essere, per non avere particolari autorizzazioni per essere espiantata e reimpiantata e per farlo continuare. Lei questa società ha fatto in modo che l'impresa che stava gestendo questo lavoro ha mandato le macchine per espiantare gli alberi, perché noi domani mattina quando siamo rimasti e ormai gli alberi erano già, quindi c'era anche un dolo notevole nell'affossare ancora di più tutta questa situazione, per cui stiamo combattendo in tutti i fronti, come il presidio di Oristano. Qui abbiamo un nostro amico Oristano venuto da lì perché ha sentito il tanto anche ho fatto io, e lui sa quanto so io. Abbiamo affrontato le forze dell'ordine cercando di far partire i camion con le pale e i moduli che poi ha portato a Villaciro e a Domus Novo e dalle altre parti. Abbiamo messo il nostro corpo, ma avevamo tutte persone di altre una certa età, signore anziane, persone con la carrozzina, cioè di disabilità. Quindi da parte nostra c'è veramente stiamo lottando su tutti. E questo è il grido di allarme, che sì, la Sardegna lo sta ricevendo con questa raccolta di firme che sono state fatte è di notevole spessore, però c'è ancora tanta gente che ancora non sa, non si è reso conto di tutto ciò che potrebbe succedere. Poi non parliamo degli amministratori regionali, ha fatto finta di fare qualcosa per bloccare i vari cantieri. Lei lo sapeva che la moratoria che ha fatto o sospensiva, come la dice lei, sarebbe stata impugnata, come è successo. Per cui stanno continuando a lavorare, a impiegare i mezzi, a breve arriveranno altre navi con altre parti. Quindi il nostro grido di allarme, e questo si deve sentire in tutta l'isola, questo grido, dove ogni famiglia, ecco, voi, ognuno di voi ha una famiglia, parlate ai vostri parenti, parlate anche voi a loro volta, e che questa cosa deve camminare, non può restare così. Noi dobbiamo proteggere questa terra perché è una terra unica, non lo sto dicendo io, ma l'hanno detto tantissime persone, anche perché ciò che vogliono fare qua, l'ennesima azione colonialista, con questi impianti eolici e fotovoltaici, che ormai sono obsoleti, sono con tecnologia già passata, che da altre parti del mondo non stanno più utilizzando, quindi portano tutti i scambi, ma non solo. Questi impianti creano tale devastazione che noi tra 15-20 anni, quando non funzioneranno più, dovremo anche sobbarcarci lo smaltimento di questi impianti. Non solo, tutto questo denaro che verrà utilizzato, a noi non ci rimane niente. Quindi paradossi pazzeschi, guardate, non c'è una cosa che io posso pensare, sì, diciamo di vantaggio, niente, una cosa pazzesca, ma noi non possiamo stare così, fermi, dobbiamo veramente scendere tutti in piazza, il 2 ottobre dovete venire tutti a casa e facete voi, ci sarà la presentazione, non la presentazione, porteranno le firme in regione. E quindi lì dovrebbe essere l'apoteosi del popolo. E per gridare alla Torre e agli amministratori regionali che veramente qui non si deve fare niente. E quello che stanno facendo dovrà essere bloccato immediatamente.
io vorrei dire tante altre cose, però visto che lasci spazio anche agli altri, una cosa non c'è neanche un amministratore di uso, un consigliere. No, però ti posso fare una domanda. Sì. Allora, io ho visto Perché c'è una scaletta. sì, lo so. No, però mi piace il suo discorso. Però ci dobbiamo mettere in moto quando hanno cominciato a prendere i terreni per mettere lì è stato non adesso. Adesso non siamo in ritardo, perché adesso si devono gli amministratori che hanno preceduto questa amministrazione sono stati probabilmente anche i peggiori. Ciccio, scusa un attimo, scusami. A posto? Mi ha spiegato. Poi non vedo chi sei o chi è. No, non fa niente. Ti ho già risposto. Sono un Ti metto in cittadino. lista e poi hai il tuo spazio. Sono un cittadino. Giuseppe, ti metto in lista e poi parlerai. No, Peppino, i cittadini e chi sta dopo. va bene. No, non mi piace il suo Non discorso. c'è un amministratore oggi di USA, vero? Va bene, dai. E quindi volevo intervenire, perché non so la USANA, perché chiaramente l'USANA anche è fatta in causa di del progetto di Sedda Perdonata. Dovranno passare, se non sbaglio, i caviloti, loro qui non passano? Ah, qui dovranno mettere il palo, quindi c'è un piano. Non c'è la pagina. Ah, quindi io spero che gli amministratori di USANA, non ho capito chi sono, comunque ne sappiano. Sono chi vuole intervenire poi interviene. Vabbè. Spero che insomma abbiano capito il problema e che siano tutto quello che sta succedendo e tutto quello che vuol fare la signora Totti, la signora, perché non è, io non la chiamo presidente nostro perché a me non va bene. È sempre un Grazie. Io volevo proprio capire cosa è successo nel momento in cui loro hanno detto che sono intervenuti alle 5 del mattino, quando loro erano già andati via, ok? Quindi voi vi siete spostati dal presidio, voi avete occupato il terreno, però poi vi siete spostati? No, ci siamo ancora. Però mi ha detto che quando sono venuti per tagliare gli alberi, voi vi eravate spostati. Gli hanno spianato. Ah, non li hanno Gli hanno spianati e messi si è appropriato sempre di In quel momento eravate lì, stavate presidiando, ecco questo volevo capire. perché ci hanno fatto capire che la cosa sarebbe avvenuta i giorni successivi, invece Chi siete spostati? e la mattina presto hanno fatto il lavoro e noi quando siamo arrivati stavano finendo di coprire gli alberi. Questo è successo e lì abbiamo occupato il terreno, il presidio ancora vive. Soddisfatto, no? Sì, volevo capire un attimo. Chi vuole intervenire si da dove nascono certe cose. Nel 1992, parlo di un po' lontano, Roma condisce una grande kermesse che avviene a Rio de Janeiro. Per la prima volta nel 1992 si parla di etica, mi frega, etica e transizioni ecologiche. Quindi già nel 92 questi problemi ci sono. E l'ONU fa partecipare tutte le nazioni del mondo e alla fine viene fuori un documento che si chiama Agenda 21 mette le basi per come devono essere fatte le transizioni ecologiche e
dice che la prima parte che si deve fare per effettuare una transazione deve essere democratica. Che cosa significa? Significa che il popolo deve scegliere, è il popolo che deve scegliere, il popolo insieme agli amministratori, insieme alle aziende locali. Parla di aziende locali e di popolo locale, quindi non parla di popolo o di aziende che possono venire dal di fuori. Questo è molto importante, signori. Noi ci dobbiamo rifare a quello. Quello è la base di partenza. È solo quello. Quindi noi abbiamo tutto il diritto oggi, abbiamo tutto il diritto di protestare, perché non ci hanno chiamati in causa, non ci hanno detto niente. È arrivato dall'alto tutto e buonanotte al sito. Ecco perché ci rifacciamo alla lotta. La lotta deve essere fatta. Democrazia, questa è la cosa più importante. La democrazia significa potere del popolo. E qui stanno disattendendo e se non capiamo queste cose per niente, allora non capiamo più niente, non esisteranno più 4 muri, non esisteranno 4 coglioni esisteranno. Questa è la base che c'è e questa è la base su cui si deve portare avanti la lotta. Tra parentesi, adesso vorrei fare una domanda all'amministratrice. È arrivata per caso una lettera dalla regione che chiedeva al sindaco e ai consiglieri di indicare quali erano le zone idonee per gli impianti eolici? È arrivato? Ai consiglieri no. Non è arrivato ai consiglieri. Perché in quel momento il sindaco, o chi per lui, una volta ricevuta questa missiva da parte della regione, da parte della, doveva convocare almeno un'assemblea pubblica e spiegare le cose e spiegare come dovevano essere indicate queste zone idonee. Che aggettivi devono avere queste zone idonee? Devono avere aggettivi di ex ulivetti? Devono avere aggettivo di ex di terrena di pastorizia? Nessuno ha indicato queste cose. E queste cose sono molto gravi. Una cosa che taglia questa ancora sulle zone idonee, non so se vi leggete il decreto Draghi famoso, a proposito delle zone idonee, dice, testuali parole, è un sillogismo, questo è una, come si dice, se nelle scuole medie o nelle scuole ci segnalano a fare predicati, trovare sindacato, trovare soggetto, trovare completamente. Adesso vi leggo questo, non so se si capirà bene. Questo è il legislatore che dice queste parole. A proposito delle aree e dice il decreto legge 199 del 2021, quindi fatto durante il governo Draghi, articolo 20,6. Questo il decreto legge poi è seguito all'inizio del 2023 o 2024, il decreto ministeriale 236 del 24, che in poche parole riprende il decreto legislativo e dice bisogna attuare questo. Il decreto Draghi parla solo di legge, ma non aveva fatto i decreti attuativi. Quindi, come vedete, c'è una sinergia tra destra e sinistra, che non ne frega niente, quindi destra e sinistra sono tutti nello stesso cantiere. E questa è la cosa più importante del popolo sacro, non mi importa niente. Il decreto dice le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in sede di pianificazione territoriale, ovvero nell'ambito di singoli procedimenti in ragione della sola mancata inclusione nel numero delle aree idonee. In poche parole, tutte le aree sono idonee. Questo si capisce da questo decreto. Tutte le aree sono idonee, quindi è inutile che mi dicano che bisogna fare un elenco di aree idonee, questa quella. Un cavolo!
non dice la legge. Ecco perché è inutile che noi facciamo ricorso. Il Consiglio di Stato prende in mano questo articolo e dice: Ferrovie, guarda che la legge è questa, cosa vuoi? Cosa vuoi? Nessuno dei parlamentari sardi o altro, o dei parlamentari del sud, perché non è soltanto la Sardegna per di conquista, Io sono stato in Calabria. è la stessa cosa, stessa ma non è soltanto l'Italia del sud. Andate in Grecia, guardate che è una vergogna la Grecia è spogliata, la stanno distruggendo anche la Grecia. Andate in Portogallo, in Spagna, è la stessa cosa, è una cosa mirata per il sud dell'Europa. E noi purtroppo ci siamo in mezzo. Nessuno a livello europeo, nessuno a livello anche governativo ha detto: ma questa Camera di legge è di dietro, la cambiamo o non la cambiamo? Perché se è fatta così significa che tutti sono idonei. E questo è il grande problema, signor. Tutte le aree sono idonee. Potrebbero prendere anche la mia casa e dice: la tua casa, cavolo, ci posso mettere un impianto e li posso inverare. Quindi siamo tutti sotto attacco. Non è che è sotto attacco soltanto un qualsiasi piccolo partito. Questa è la sacrosanta verità. È inutile che poi si discuta eventualmente una volta fatto l'impianto fotovoltaico o l'impianto eolico, dopo dovevano mettere queste cose. Come hai detto tu giustamente, i progetti poi dovrebbero essere controllati. Non possiamo poi noi produrre energia per 50 milioni di abitanti quando in Sardegna c'è una popolazione di 500 mesi. La città di Roma, posso qua, ne riparlo Roma. Anzi, lo sai un cazzo. Questa è la vergogna assoluta. Noi non possiamo produrre una quantità di energia così bassa. Certamente, le mire sono quelle perché non so se vi ricordate, tanti anni fa, quando costruivano la Costa Smeralda, passavano nei paesi a ritirare le famose tegole sacre, perché tutte le case che costruivano in Costa Smeralda dovevano avere quella tipologia di terra. I grandi architetti hanno detto: allora noi troviamo queste tegole, sono sparse nel Campilano, andiamole e prendiamole. E cosa ti davano in cambio? Cos'è che davano in cambio in quel periodo alle tegole? Davano le Eternit, signori, davano le Eternit. E oggi noi, la maggior parte dei paesi sono pieni di Eternit. E il dottor Rocco dire che l'Eternit non è una cancerogeno, un cazzo giù. Cosa ci hanno dato? Ci hanno dato il campo. Quindi anche adesso ci vogliono dare un altro campo. Lascio l'intervento agli altri ragazzi. Potrei aggiungere qualcosa sulla falsariga di questo? Il traghetto, io sono così però, perché così lo schiacciato. Il traghetto, dopo che ha fatto la 199, quella legge lì, molti non lo sanno, è stata appoggiata dal Consiglio di Stato. Dal Consiglio di Stato, dalla Corte dicendo che la Sardegna ha il 98% di aree precluse all'installazione di questi impianti. Il 98,8% rimane quel misero 1,2%, ma è già fatto da questi impianti. E allora cosa ha fatto il signor Draghi? Ha fatto la 199 bis per ovviare a alla decisione del Consiglio di Stato. Guardate l'arroganza, la strafottezza di uno che veramente è stato considerato, lo sanno tutti, un vile affarista. La ragione per ovviare a tutto questo marciume
volte dice ma io non posso fare niente, ho fatto questa legge 5 perché così cerchiamo di bloccare i pianti che non sono ancora stati messi, non sono stati approvati. Questa è una cosa che poteva bloccare tutto, entra a merito allo statuto speciale sardo. Lo statuto sardo, all'articolo 3, la regione può legiferare in materia di urbanistica e fare una legge ad hoc per bloccare tutto. E se non l'ha fatto, vuol dire che la signora Totti ha le mani in pasta, è conclusa. E l'ho detto ad alta voce in varie assemblee. Grazie, volevo dire Chi vuole intervenire faccia avanti pure. Torello. Stai lì seduto, non ti preoccupare. Stai seduto, non ti Torello Zonetta. Avendo lavorato fuori dalla Sardegna, sappiamo che chi sta fuori dalla Sardegna è più attaccato e sente di più un legame verso la sua terra. E anch'io, in un momento di down, non so, 5 righe in un foglio di carta, le cose belle che aveva la Sardegna, lo parlo del 60 anni, allora purtroppo ho cambiato facciata. Allora, allora, ho fatto due. A questo punto, metteteci dentro le cose belle, ma purtroppo lo stanno portando via, non materialmente, ma ottenere a subire quello che nessuno è grande. Non so se si può dare qualche parola che abbia io di imprenditore vedete tutti ambienti dove io si parla scusate vedere qualcosa di loro sostentamento invece vivono da fuori ma anche si presenta quindi a mettere il piede sulla testa quello molto male. Noi dobbiamo fare in modo che però aveva l'impressione che sì, le riunioni in stanza
io trovo niente di questo quattro libri. Mettere il piede sopra, distruggere, far diventare ancora schiavo di, non so, questa entità che sta creando tutto questo conflitto. La mafia, parlando di mafia, la mafia è un dopo la mafia vera è quella che fanno formare adesso, creare tutto questo conflitto, mettere il popolo in un'agitazione, perché infatti non si può vivere, non si vive più in pace, perché c'è sempre qualcuno che vuole andare prima di te, comandare, usarsi, e quindi terra suave, hanno tutti a questi elementi di mare, solo il vento sale tutto cosa, tutto di sorte, selvaggia belle, amore mari verso il verdino. È da ciò che per noi non vede, troviamoci crescendo di e questo viaggio dal sole, e il tuo mare limpido e azzurro prendono una serenità e tutto come un dopo. I tuoi giardini militano, colpiscono nel cuore del tempo e gli occhi in campo e in strumento rendendo l'uomo più eterno. Tante sofferenze, dolori e amarezze, il popolo tuo ha vissuto a provare, senza più gioia, amore, e non sarà. Grazie Antonio. Gli interventi che sono stati fatti da parte di quanti chiaramente quelli che forse stimolano di più, quindi io direi che qualche altro venisse cioè libro. Peppino. Sì, Peppino. Vabbè. Sì. Posso fare una domanda? Aspetta, Peppino, non so. Quindi, in quanto ci hanno detto Secondo. Ciccio e sicuramente forse qualcosa di anch'io ero a conoscenza di qualcuno con tutte le cose che devo sapere e quindi ecco perché Sì, sì, intervengo. Sì. Se mi fai parlare dopo Dopo. Peppino, Sì. 5 minuti perché purtroppo Non avrei un 5, impegno alle 2 8 minuti a testa. Moderatore. 2 minuti a testa.
devo ancora pranzare io. No, no, voi avete pranzato. Peppino, Allora- Peppino lì. Perfetto. Allora io vorrei rispondere al mio amico, quello che ha parlato prima. Non è così. Perché una persona, Vieni a te. no, non mi fai nulla, Ah. non ho tanta voce e mi manca il respiro. Però abbiamo considerato una cosa, quando noi mandiamo i nostri, perché lui ha fatto una bella osservazione a tutto questo. Non ci sono i giovani, ma noi iPhone, gli portiamo, diamo telefoni, la tecnologia va avanti, sì, però io sono diventato tecnologico nel 2021, ma i miei nipotini avevano l'iPhone. Allora dove tu trovi tutto e non gli frega un cazzo di niente, perdonami, perché qualcuno prima ha detto portiamo fuori i coglioni. Quindi dico questo, ma noi qua siamo, voi siete i genitori, diamo l'iPhone e poi se lo portano anche a scuola. Qual è il rapporto con l'essere umano? Loro hanno un rapporto con la tecnologia e cazzo. Questo è il problema maggiore, secondo me, perché noi discutiamo, io ho 60 anni, 60 anni e 4, 60 maggio, giugno, luglio, agosto e 4 mesi, ok? A che ora sei nato? Non è un poco, però ho sentito le vostre poesie, ma non avete detto che noi stiamo condizionando anche i nostri ragazzi. Se noi avessimo protetto i ragazzi, questo sicuramente avremmo lasciato più attenzione. Tu hai 4 figli, dei tuoi 4 figli, tutti hanno il telefono e se lo portano anche in classe. Un cazzo si devono portare in classe. E quando i professori abbiamo visto chi spara il professore e poi viene mandato via. Quando andava a scuola è ritrattato, educazione, possiamo avere tutto quello che vogliamo, tecnologia. Perché non si lotta più? Perché non ci sono più le basi. Io no, se io ho mancato di rispetto, a mia nonna, qui ci studia Spadicone, partiamo a rimettere in piedi nelle vostre poesie. Non possiamo dimenticare, sì, io non dimentico da dove sono arrivato, però non dimentichiamo che ai nostri figli, io non ne ho figli, però non dimentichiamo non dare. E poi il fatto che noi diamo sempre a delle ore, non un cazzo si dà 40 di una. Ma me lo spiegate voi, 700 euro di iPhone e tu devi lavorare 8 mesi e lui cosa ha guadagnato? Cosa ha imparato? Niente. Per questo non ci sono i ragazzi qua. E ho chiuso. Peppino,
hanno dato domanda, ma ancora sei nato, non mi ricordo. Ma no, sono verità. Santa verità. Ma se tu vuoi. Ma perché è un altro rispetto a questo? No, io ho molto rispetto per Manuela Setta. non ti sento. Ho tanto da dire perché come hai detto tu nel tuo bloccato non si resta fuori dalle serate, nel senso anch'io personalmente non prego di dirlo, ho un limite nelle informazioni per quanto riguarda Non sento. sì, l'ho capito, però io lo utilizzo in un altro senso. Non ho ancora completamente le informazioni, così ho parlato anche Manuela, un poco più voce, si sente. con Damiano, ho parlato già anche con Damiano, non ho ancora le informazioni necessarie per capire fino a che punto il Consiglio Comunale avrà potere di bloccare ciò che sta accadendo. Quindi appena ci saranno le informazioni giuste, perché parlando con politici regionali le informazioni sono di non potere del Consiglio Comunale sul blocco di determinati progetti, ma si legge tutti i giorni nel giornale che determinati comuni comunque nei consigli comunali stanno bloccando i progetti. Ultimo Capoterra, però Capoterra ha già avuto dei progetti che sono andati avanti, che sono nati prima della dopo. Altri sono stati bloccati, non sono stati fatti, altri sono stati fatti. Proprio da poco siamo passati per il battesimo che avevamo in una strada di Capoterra e ci siamo ritrovati in quello scorcio storico nel quale eravamo. Quindi chi doveva procedere ha tutto il potere. Il lavoratore della Giunta e i progetti sono stati bloccati. Adesso bisogna vedere fino a che punto la Corte porterà avanti questo blocco. Perché, come ha detto prima il signor Ciccio, bisogna vedere fino a che punto la Corte è leale in questo blocco. Potrebbe essere anche una fatta di dire io adesso faccio vedere a tutti i cittadini che bloccherò la situazione, poi l'unico potere che ormai lei potrebbe avere, perché diciamo che non è tutto scritto, ma al 60% progettato, è di diminuire il meno possibile. Però noi non potremmo, questo lo so con certezza, bloccare come, guarda, io utilizzo questo per avvicinarmi anche al discorso di Pepino. Noi non riusciremo a bloccare come non siamo riusciti a fare la tecnologia che fino ad ora abbiamo nelle mani, ma la semplice corrente elettrica che noi prima non avevamo, riportato il tutto ad oggi con il tantan che ci ritroviamo sui social, avrebbe ridondato in una maniera completamente diversa da quello che è successo in passato. Se noi ci fossimo ritrovati senza conoscere tutti i capi della corrente che ci hanno piazzato da tutte le parti, oggi sarebbe successo molto semplice, sarebbero nati queste riunioni. Ringrazio tantissimo per questa riunione, è veramente bella. L'unica cosa che mi dispiace è che purtroppo non bloccherà poca partecipazione e non bloccherà i potenti su quello che comunque dovranno fare. Adesso, naturalmente, io da consiglio comunale vi dico questo, in consiglio comunale noi faremo di tutto per bloccare questa situazione. Collegandomi, ecco, mi stavo dimenticando la legge che hai letto prima sul tutti i progetti sono idonei e tutto quanto. C'è proprio sulla ricerca dei progetti idonei, perché sono veramente idonei.
a fare tutto questo lavoro e ce li hanno presentati come terreni idonei, terreni non idonei. Quando però? Quando ormai erano già stati scelti. A Ussana, se andiamo a vedere, io adesso non so, ok? Se andiamo a vedere i terreni dove nasceranno determinati progetti, mi sembra molto strano che ricadano sempre su determinate persone, ok? Proprietari, chiamiamoli proprietari. Quindi, un qualcosa che non va anche sulla scelta di questi territori c'è stato. Bisogna vedere, ripeto, fino a che punto il Consiglio Comunale noi riusciremo a bloccare questa situazione. E come si metterà soprattutto anche la maggioranza rispetto a questo, perché sì, io sarò in maggioranza, nel senso, ma effettivamente io non sono più in una maggioranza, questo voi lo sapete, siamo informati, quindi ho potere per quanto riguarda la mia opinione, la minoranza avrà potere per quanto riguarda la sua opinione, la maggioranza spero che avrà potere per quanto riguarda la sua opinione e che non vadano avanti con l'opinione di uno soltanto. Bisognerà aspettare e vedere che potere avrà il Consiglio Comunale sul come hai parlato di proprietà, nel caso in cui ci fosse o parenti o affini a compagnia bella dei giusti, il consigliere è pregato di uscire, altrimenti può essere accusato di certo. Quindi bisogna vedere anche il numero eventuale degli esclusi per vedere che tipo di maggioranza c'è in Consiglio Perché Comunale. un paio dovranno uscire, non si sa, Io si vedrà. sto fantasticando. Grazie anche a voi per l'intervento molto interessante, come lo sono stati interessanti gli altri interventi. Abbiamo voluto, perché noi facciamo tutto da solo, abbiamo voluto questo incontro per aspettare io vorrei Sì, sarebbe bello fare un atto chiamando anche qualcuno di sì, controparte, però qualcuno esperto a cui porre delle domande e vederlo proprio in faccia per vedere cosa rispondono. esperto Esperto di alto livello. le cose che abbiamo sentito Sì, cose che sono venuto a conoscenza che qualcuno ancora intervenga e ancora ponga domande, perché questo incontro, come dicevo prima, l'ho voluto, ho parlato con qualche amico, mi ho subito appoggiato l'idea, le cose nascoste, e qualcuno potrebbe dire, ma te non te lo resto, ma ci siamo tutti dentro. Legalizzi sia cosa, una matta bomba, Il Pascolo, manca tutto. certo. Dal punto di vista tecnico, l'impianto eolico o l'impianto fotovoltaico. Vista la potenza dove non lo so se basta questo un plateau inizialmente armato dove dovrebbe andare a piantarsi la piantana dell'impianto eolico, perché altrimenti voi sapete benissimo che ci sono dei momenti, così si chiamano in fisica, l'oscillazione si chiama momento. Se il momento supera una certa forza, l'impianto casca. Quindi ho bisogno proprio di un plateau enorme dove dovrà andare a finire questo cavolo
c'è anche un'altra cosa. L'impianto eolico non è che funzioni senza. Non c'è vento, non funziona. Ma non funziona anche con il vento che c'era questi giorni scorsi. Perché entra in risonanza il meccanismo che c'è all'interno dell'eolica e prende fuoco. Quindi quello non funziona, deve funzionare soltanto per un range di vento. Quindi attenzione. L'altro impianto fotovoltaico che vorrebbero fare qui in paese parla di impianto iellifero e di impianto di erbe aromatiche. Ma per fare una cosa del genere l'impianto non deve stare a 1 metro da terra, perché capite bene che l'arbusto supera 1 metro, quindi deve stare minimo ad un'altezza del genere, in modo che le piante possono svilupparsi e gli insetti eventualmente andare a prendere il nettare dai fiori. Domanda: ma questi impianti fatti così a tettoia così, a quanta distanza dovrebbero andare uno dall'altro? Quindi se devono andare a distanza minimo di 5-6 metri, significa che la superficie occupante sarà 10 o 20 volte la superficie dell'impianto fotovoltaico. Quindi considerate il terreno che andranno a prendere. Quindi sarà un'enormità, dipende sempre dal tipo di impianto. Quanto vogliamo produrre? 2 kg, 3 kg, 10 kg, 100.000 kg? Questi impianti, un impianto che dovrebbe sorgere su un impianto eolico, stranamente, l'unica pala che dovrebbe essere in territorio Gius è lì dove c'è stato un incendio. Stranamente. Ma poi non è soltanto l'impianto che serve, ma serve anche il trasporto dell'energia, perché una volta che io la produco, non la posso conservare, perché l'energia elettrica è una di quelle energie che non si possono conservare. Terzo, secondo principio della termodinamica, non si può conservare. Quindi ha bisogno di essere trasportata, è trasportata simultaneamente e per essere trasportata ha bisogno di vedete compagnia bella dove passano i fili. Dove passano questi fili? C'è un metro di raccolta e poi eventualmente verrà trasportata. Dove verrà trasportata? Verrà trasportata in continente, in Sardegna. Che uso ne fanno? Quindi significa non è soltanto l'impianto che distruggerà il terreno, ma ci sarà anche il trasporto che distruggeranno il terreno. Perché non penso che li facciano passare per acqua, ma li faranno passare sottoterra. E passare sottoterra significa scavare, fare chilometri di scavo, che significa la distruzione. Grazie. Scusate, aggiungo una cosa tecnica a quello che ha detto Damiano. Aggiungo solo una cosa tecnica a quello che ha detto Damiano. Tra 15 anni questi pannelli fotovoltaici andranno a smaltimento, per cui il pannello solare è composto dal silicio e poi da il fosforo. Ok, quindi tutto questo dove lo portiamo? Quindi stiamo creando una nuova intervista. Quindi non solo sui tempi, ma su tutto il territorio, che è cosa molto importante e delicata. Cioè non è solo nocivo la paleonica, ma è ancora più nocivo il fotovoltaico, perché non solo questi pannelli che sono su, non è che crescano qua dentro, perché è scuro, è buio, quindi non cresce tutto. Quindi queste sono le cose molto importanti. E poi l'energia. In Svezia passa un marzo così per fare l'energia, riscaldare la casa. Ok, le case grigie, che è diverso.
scusate l'interno. Bravo Massimiliano. Grazie. Allora, abbiamo anche un intervento, questo signore come la stampa, però è del Bibbio, è sangue del Bibbio, e che è un evangelio perché conosceva il papà era Caio Marcello, giusto? E quindi adesso vi avverto prima di tutto qui come ospite e poi grazie per Non ci sento. Aspettiamo, dobbiamo passare il progetto fotografie, il progetto di 13 pale. 13 pale che verrebbero montate rispondendo a quello che stava dicendo il signore, quindi non sono 12 metri, sono 12 metri per 6 metri, sono altri 2 metri. E ogni parte verrebbe montata, le indicazioni di due verrebbero depositati impianti di trasporto dell'energia, la creazione di sosta, e solo quando va montato la palla possono fare però quelli di palla vengono spostati circa 15 euro. Scusa, Sono 130 quanto è che disboscano? 10 ettari per ogni palla. Cazzo! Paolo, Io sono anche segretario dell'autopistica. l'agricoltura è uno sport. Centini. Noi è vero che sono vincolati dal 1952 sul ciclo, quindi in questi terreni non si può solo però stiamo abbastanza poi la pretendenza come va fatta praticamente tutto quello che sarebbe prodotto va trasportato fino a Muralis. Era la stessa multinazionale che c'è oggi, che era stato presentato un progetto per 6 paesi. Siamo un'area al confine tra Serbia e Borgi. Non era molto importante perché sono poco salito, non facevo tantissimo. Abbiamo studiato il progetto, e qui non è solo con chi abbiamo a che fare. Qui dà l'energia per quell'allevatore che ci deve essere. Lui dà l'energia per i 7 anni, tutti gli anni che si sono levati. Altre piccole cose perché noi abbiamo portato la cosa più importante è quando il momento in cui le partite sono levantate, io sono chiedo che se si sarebbe stata una risposta. Non sbaglio. Ci scattava. Infatti chi avrà l'onere di approvare il progetto dovrà controllare queste cose. Rispetto. Oso tutto bene, oso Una tutto cosa che bene. voglio dire, Sì, se i progetti sono su terreni privati, sì, che poco da fare? abbiamo poco da fare, sì. Niente, perché
l'impatto ambientale. L'impatto ambientale è anche la scelta di... Scusa, da Casa di Logo abbiamo una carta storica che parla chiaro. No, non si può dire perché la sapete. È un totale. La Sardegna è un totale. Una cosa interessante è che se volete prima che io vada via, l'azione di un sindaco Sindaco di Scamo Montiferro ha un suggerimento di una... che poi se poi lo facciamo Allora, il sindaco di Scamo Montiferro, provincia di Stato, ha fatto un'ordinanza che dice ordina nelle strade comunali e vicinali il divieto di transito ai veicoli per trasporti eccezionali in quanto incompatibili con la larghezza e la struttura delle stesse, fino alla definizione di un piano energetico regionale condiviso con le comunità locali. Il sindaco può, adesso questa lettera qui sta imponendo che sono contro. È un'ordinanza. Quelli però la maggior parte dei sindaci stanno facendo queste ordinanze. Quindi questo magari non vuole comprare lo do a Ottavio e Non è solo quello. Bravo. Non ho già fatto io. Tu vuoi parlare, ascolta, io ho già fatto il mio. Sì, ho già fatto. SC, perché parliamo del legge. Dove cazzo è nascosto?